L'Osteria della Baracca. L'Osteria della Baracca, conosciuta anche come Osteria del Frate Spina, era situata in via Garibaldi, nella cittadina di Pieve di Soligo, a ridosso dell'ex mulino Toffolon. Fin dal 1925 l'osteria aveva sede in una baracca di legno che si estendeva a forma di parallelepipedo. Vi si accedeva attraverso una stradina interna dove, alla sinistra, c'era l'area per il gioco delle bocce divisa da una rete. Il vialetto di lungo pergolato di vite, americana, che, accesso era dotato di un nella stagione estiva, proteggeva i clienti dai raggi del sole. Il locale era a gestione familiare con il coinvolgimento di tutti i membri. Spesso, entrando, si poteva notare la signora Maria intenta a mescolare la polenta sul focolare della ritonda, mentre i clienti, seduti attorno al fuoco, sorseggiavano un buon bicchiere di vino, vanto di quel particolare ambiente. Il marito, scomparso nel 1946, era da tutti conosciuto come Frate Spina. Aveva avuto un'esperienza spirituale in convento e da lì l'origine di chiamare con questo nome l'osteria. L'uomo teneva pure una piccola bottega artigiana di fabbro, dove forgiava i ferri per cavalli, buoi, mucche. Ero ancora bambino e di lui mi è rimasto un ricordo un po' sfocato. La figura della signora Maria, invece, è molto nitida nella mia memoria. Era madre di 11 figli. Ebbi modo di conoscerla quando la domenica sera, con mia madre, andavo incontro al babbo ritardatario. Egli era appassionato del gioco del 3-7, suo unico svago, ed era solito passare il pomeriggio festivo, dopo aver partecipato ai vespri, con gli amici giocando a carte. Sporgente dai muri perimetrali, la ritonda, il focolare all'interno della cucina, nella maggior parte dei casi era posto in un vano nei suoi pressi. A volte, mentre attendavamo che terminasse l'ultima partita, la signora Maria offriva dei biscotti secchi, colussi, con grande gioia di noi bambini. La mamma ci raccontava che la signora era d'indole sempre molto accomodante, se, a causa dei fumi del vino, a fine partita nasceva qualche diverbio tra i giocatori, sulla cifra che ognuno doveva pagare, lei piuttosto che infastidire i clienti preferiva rinunciare al guadagno. L'osteria della baracca non era solo un ritrovo per persone anziane. Intere generazioni di giovani hanno frequentato quel locale per il solo piacere di ritrovarsi attorno al focolare con gli amici, fare 4 chiacchiere gustando un po' di formaggio e bevendo un'ombra. Ricordo un divertente episodio dell'epoca, narratomi da mio fratello. Il racconto. Una sera d'inverno, uscendo dal locale, un gruppetto di giovani notò alcune galline appollaiate sulla pergola. Uno di loro riuscì ad afferrarne una per il collo e la scagliò lontano. Il gesto provocò tra gli amici un'ilarità irrefrenabile. Calmate le risa si resero conto di averla combinata grossa. La gallina, infatti, era rimasta sul terreno, immobile. Che fare? E se qualcuno avesse visto la scena? Bisognava far sparire subito l'animale da cortile. Dopo breve parlottio si convenne che il responsabile della bravata l'avrebbe portata a casa, spennata e pulita. Altre decisioni furono rimandate all'indomani. La sera dopo, 2 del gruppo fecero una capatina in avanscoperta alla baracca. Si parlò del più e del meno tra gli avventori, ma del fatto della sera precedente nessuno accennò. Ciò rinfrancò i 2 giovani e, prima della chiusura del locale, presero in disparte la signora Maria e la misero a conoscenza di un loro progetto. Le raccontarono che, all'indomani sera, avevano intenzione di organizzare una cena per salutare un loro amico in partenza per il servizio militare. Chiedevano la collaborazione di Maria, era sufficiente che lei
preparasse una buona polenta e che cucinasse una gallina, che loro stessi avrebbero portato. Dapprima lei rispose di no, adducendo la scusa che sicuramente loro avrebbero tirato tardi, oltre l'orario di chiusura. Alla fine, rassicurata dai due, si lasciò persuadere. La cena ebbe inizio all'insegna di una grande allegria tra i commensali che aumentò quando la signora, mentre serviva le pietanze, informò i commensali che a lei mancava una gallina. Forse, preciso, era stata preda di qualche cane randagio o, chissà, vittima di qualche vicino. Inutile dire che con quest'uscita i risolini e le gomitate tra il gruppo si moltiplicarono rendendo ancor più comica e divertente la serata. 2 giorni dopo tutto il gruppo si diede nuovamente appuntamento all'osteria. Mentre Maria serviva il vino, si informarono se la gallina era stata ritrovata. Al suo sconsolato diniego, seguì un rapido sguardo di assenso tra gli amici. Avevano capito che era giunto il momento di comunicarle che la sua pita era la stessa da lei cucinata 2 giorni prima e che loro avevano così ben gustato. La signora, come era prevedibile, non prese molto bene la notizia dello scherzetto e si allontanò piuttosto rabbuiata. Dopo un po' tornò e, mentre serviva una seconda portata di vino, uscì con questa frase, in fondo, meglio cussi, tosat. Al manco no dubite pi dei miei vicinanti. Non dubito più dei miei vicini, anche in quest'occasione Maria aveva dato prova della sua indulgenza. L'osteria della baracca, o osteria del frate Spina, ebbe pure il suo momento di celebrità. Nel 1955 una troupe della Rai, alla ricerca di locali caratteristici, vi fece sosta per un servizio televisivo. Ricordo che, per le riprese, anche mio padre fu invitato a giocare a carte mentre la signora mescolava la polenta. Nel 1963, ripristinata la sezione ANA di Pieve di Soligo, l'osteria della baracca fu per qualche anno sede degli alpini. Nel 1958 la baracca di legno fu in parte demolita per lasciar posto a un più moderno fabbricato di muratura. L'altra parte dei locali continuò a essere adibita a mescita di vino e al gioco delle carte, mantenendo l'antica denominazione di baracca. La gestione era affidata a uno dei figli, Luigi Spina. Maria del Frate, come era comunemente conosciuta, morì nel 1960. Purtroppo anche Luigi ebbe a mancare poco dopo, ancora giovane, nel 1966. Lasciò un figlio in tenera età, Romano, e la vedova continuò ancora per qualche anno, poi abbandonò l'attività. Nel cuore dei pievigini più anziani rimane ancor vivo il ricordo dell'osteria della baracca, detta anche osteria del frate Spina, che per diversi decenni fu il loro punto di svago e di ritrovo. Novembre 2010.